Ciao, oggi ti mostro come preparare le polpette morbide senza uova di pollo e prosciutto con crema di funghi. All'interno del frullatore inserisco i petti di pollo con le spezie, il parmigiano QB che ho dimenticato di scrivere negli ingredienti, il prosciutto e frullo fino a che la carne non si sarà tritata. Formo le polpettine che impanno nella farina, questo aiuterà a renderle morbide e faciliterà la formazione di una deliziosa cremina. Verso poi un filo d'olio nella padella, la cipolla tritata finemente e lascio imbiondire, dopodiché distribuisco le polpette, lascio cuocere leggermente da entrambi i lati. Sfumo con il vino bianco, aggiungo il basilico, le spezie ed i funghi che io avevo congelato. Copro con il coperchio e lascio cuocere per circa 15 minuti. Ed eccole pronte, non sono meravigliose? Io non ho frullato i funghi con il sughetto, ma se vuoi ottenere una cremina d'accompagnamento, ti suggerisco di farlo, lasciando anche qualche fungo intero.